Una piacevole gita in barca lungo il Sile a Jesolo si è improvvisamente trasformata nella più orribile delle tragedie, in un incidente drammatico che è costato la vita ad una donna di 42 anni di nazionalità svizzera, morta di fronte al marito e ai suoi due figli piccoli, schiacciata tra un ponte e l'imbarcazione nel tentativo di evitare l'impatto. La polizia locale è al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, la houseboat, un'imbarcazione destinata al turismo fluviale che si può prendere a noleggio anche senza la patente nautica, visto che è riservata alla navigazione lungo fiumi, canali e lagune protette a velocità ridotte, mai in mare aperto, stava percorrendo il Sile quando si è schiantata contro il ponte ciclopedonale San Giovanni. A causa del maltempo, il livello della marea si era infatti alzato al punto da impedire il passaggio dell'imbarcazione, che ha sbattuto contro la struttura. Sarebbe a questo punto che la donna si è sporta per tentare di liberare l'imbarcazione, rimanendo schiacciata a causa della corrente che ha nuovamente fatto sbattere violentemente la barca contro l'arcata del ponte, un tentativo di aiutare la manovra del marito che si è rivelato fatale. Al loro arrivo i sanitari del SUEM non hanno potuto far altro che constatare la morte della turista. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l'imbarcazione. Sì, ovviamente la tragedia che sta colpendo tutta la città, perché ovviamente una famiglia che è in vacanza, che noleggia una barca e che purtroppo la signora fa una fine così orribile, è una cosa che scuote tutti quanti. Ehm, Adesso so che la magistratura farà le sue indagini perché la barca è sotto sequestro, perché mi dice il mio comandante che è stata noleggiata, e quindi cerchiamo di capire bene la dinamica di questo bruttissimo incidente che è ovviamente la vicinanza della città ai bambini e il marito della signora.